Sempre a Venezia, oggi secondo giorno di About Women, abbiamo inaugurato questa giornata con un dibattito molto interessante sulla parità di genere, con l'intervento prezioso e interessante della ministra alle pari opportunità del governo Bonetti, e sono felice però di essere qui con la Chief Operating Officer di Intesa San Paolo, Paola Angeletti, che appunto nel suo intervento ci ha spiegato come Intesa San Paolo, come un grande gruppo come Intesa San Paolo, sta promuovendo ormai da anni l'avanzamento delle donne, della carriera, delle professioni femminili, con uno sguardo ovviamente anche alla pandemia, a come Intesa San Paolo ha affrontato il dramma della pandemia anche da un punto di vista di lavoro, salvaguardando il lavoro delle operatrici e degli operatori, ma una domanda che voglio rivolgerti, Paola, è questa. Voi sostenete anche economicamente, essendo un istituto di credito, le donne che vogliono fare impresa. In Italia non è facile fare impresa in generale ed è molto più difficile farlo per le donne. Come Intesa San Paolo ha deciso e perché ha deciso invece di promuovere il credito nei confronti delle donne? Grazie, mi fa veramente piacere oggi essere qui. Intesa San Paolo ritiene fondamentale promuovere e valorizzare i talenti femminili all'interno, appunto per i propri dipendenti, ma anche all'esterno, come appunto dicevi. E quindi abbiamo varie iniziative, alcuni finanziamenti ad esempio sono specificatamente pensati e indirizzati, abbiamo il finanziamento Gemma, indirizzato proprio all'imprenditoria femminile per aiutare quelle imprese femminili che tradizionalmente purtroppo fanno più fatica a trovare accesso al credito. Così come abbiamo anche altre iniziative sempre dedicate alla possibilità di finanziare le donne che si trovano magari in momenti particolari della propria vita. Abbiamo recentemente lanciato un nuovo finanziamento che si chiama Mama at Work, per aiutare quelle donne che dopo l'arrivo di un figlio si trovano purtroppo, sappiamo in Italia spesso, a dover decidere tra il ritornare a lavorare o gestire appunto la nuova famiglia con il nuovo arrivato o la nuova arrivata. Questo è molto interessante anche perché il carico di lavoro non è sempre supportato, diciamo, da servizi adeguati. Esatto, e quindi a volte la scelta di mandare magari i bambini all'asilo nido oppure diciamo dotarsi di una babysitter che possa curare i bambini mentre i genitori sono al lavoro si scontra con una capacità finanziaria magari limitata di donne all'inizio della loro attività professionale e con limitate risorse finanziarie. Proprio per questo abbiamo pensato anche a un finanziamento che possa aiutare le donne in questa fase particolare della vita. Poi ci sono altri finanziamenti invece indirizzati a uomini e donne, ma ovviamente anche alle donne, nel momento in cui affrontano ad esempio gli studi universitari. Quindi abbiamo un finanziamento per merito, che è un finanziamento senza garanzie, proprio per aiutare i giovani a acquisire quelle competenze e a costruirsi, no, quelle conoscenze che sono necessarie per realizzare i loro sogni futuri. Anche questo è un finanziamento senza garanzie che può essere poi ripagato con tempi molto lunghi proprio nel momento in cui le persone incominciano poi a lavorare e a costruirsi un futuro. Questo chiaramente è uno strumento che può essere utilizzato sia da uomini che da donne. Abbiamo oltre a questo volontà proprio di aiutare nella creazione di una cultura nel nostro sistema che favorisca la scelta da parte anche delle ragazze di studi che sono tradizionalmente pensati invece indirizzati più per gli uomini, e quindi abbiamo stipulato alcuni accordi con delle università per finanziare delle borse di studio, queste sì indirizzate specificatamente alle ragazze che scelgono percorsi di studio STEM cosiddetti, e questo ci sembra un'altra iniziativa volta molto importante anche questa, proprio a stimolare la presenza femminile in quei settori che saranno sempre più importanti nel mondo del lavoro futuro. Noi stessi ci rendiamo conto che fra le nostre assunzioni sempre di più cerchiamo persone con competenze anche STEM per lo sviluppo ad esempio delle tecnologie, della parte della banca digitale, e quindi auspichiamo di poter trovare
fra i nuovi assunti sia uomini ma anche donne con le competenze adeguate in questi campi. Per noi che facciamo politica e quindi promuoviamo attraverso la legge, le leggi, proprio la scelta delle ragazze di materie scientifiche e tecnologiche con una valenza tecnologica e digitale sempre più importanti per le professioni del futuro, avere a fianco ed essere supportati, ecco, da aziende che accompagnano, ecco, la misura legislativa con gesti concreti è davvero importante. Quindi intanto grazie per quello che fate. La domanda successiva è il modello, cioè riuscire a trasmettere alle ragazze e ai ragazzi dei modelli positivi e soprattutto alle ragazze riuscire a far comprendere come si stia costruendo una società dove non è più necessario scegliere tra fare carriera, un lavoro impegnativo e avere però anche una famiglia, il senso, il bisogno di avere per esempio dei figli, anche se famiglia non richiede necessariamente la presenza di un figlio. Ecco come in questo Intesa San Paolo si sta orientando. Abbiamo varie iniziative, mi fa piacere ricordarne due in particolare che sono sviluppate con associazioni anche e fondazioni esterne a Intesa San Paolo. Una è quella portata avanti con la Fondazione Marisa Belisario, che è appunto il premio Woman Value Company, quello che sollecita, diciamo, l'individuazione di imprese che valorizzano il talento femminile. Quest'anno hanno partecipato più di 2000 imprese e questo è un modo per diffondere anche nella piccola e media impresa i valori positivi della valorizzazione del talento femminile. Un'altra iniziativa che invece ci vede operare nelle scuole medie, si chiama Inspiring Girls ed è in Italia sviluppata con Valore D, ma appunto lì noi portiamo con più di 100 testimonial, 110 donne manager che vanno dopo adeguata formazione nelle scuole medie, quindi a parlare e incontrano ragazzine e ragazzini dai 11, 12, 13 anni, presentando la loro esperienza, la loro storia professionale. E lì veramente ci sono episodi molto interessanti. Le nostre colleghe all'inizio non dicono che cosa fanno, chiedono ai ragazzi di indovinare e raramente i ragazzi effettivamente indovinano il mestiere delle nostre colleghe, ma soprattutto le nostre colleghe hanno a volte trovato sorpresa nelle ragazzine nello scoprire che si trattava di donne che avevano posizioni di responsabilità in una organizzazione, che erano capo di uomini, anche questa è una cosa che non è scontata, evidentemente, vincere degli stereotipi, e quindi bisogna veramente vincere gli stereotipi, e che a volte si occupano, alcune di queste si occupano di materie tecnologiche, perché appunto ci sono nostre colleghe che sono responsabili dello sviluppo delle nostre piattaforme informatiche, ad esempio, quindi hanno anche responsabilità che invece nell'immaginario collettivo anche dei ragazzini sono tradizionalmente attribuite a uomini. Ecco, contribuire invece a presentare modelli femminili anche in questo campo, e modelli femminili che, come dicevi, hanno una famiglia, una vita privata a cui non devono rinunciare per il lavoro, è un modo per diffondere cultura. Assolutamente. Grazie Paola Angeletti, grazie a Intesa San Paolo per questo bel contributo che ci date. Magari l'anno prossimo possiamo coinvolgere insieme altre manager. Oggi ne avevamo alcune con noi sul palco a raccontare esperienze positive, però dobbiamo insistere, non dobbiamo fermarci, e questa, essere qui al Festival del Cinema di Venezia in un contesto dove si parla soprattutto di cultura e di cinema, altro settore in cui le donne stanno emergendo sempre con più rilevanza, e mi è piaciuto molto anche l'aspetto del sostegno alla formazione. Anche nel mondo dell'arte e della cultura c'è bisogno di istituti che favoriscano gli studi e la formazione dei nostri giovani. L'impegno è ovviamente di ritrovarci qui l'anno prossimo con altre storie da raccontare. Grazie a te.